Hai sentito cosa hanno detto alla regia? Azione. Beh. E tu hai fatto l'azione, hai cominciato a Ma mangiare. no, una mandorlina, dai. Una mandorlina. Una mandorlina, ragazzi. La mandorlina. La un'altra mandorlina, la mandorlina. Va bene, siamo qui felici di ricevere da due famosi astronauti che sono stati sulla Luna, di passaggio hanno girato, che hanno mangiato le nostre ricette confezionate per la Luna. Sapevi? Come le confezionate per la... Per la Luna, erano mezzogiorno meno e 50. Alla Luna io ce l'ho fatta. Vabbè così, dai, vabbè così. Oggi faremo una ricetta dove il principe... Alziamo il livello, alziamo il livello. Esattamente, dove il principe esattamente è il tonno, va bene? Alziamo il livello. Esattamente oggi. C'è questo accento così marchigiano, com'è? Marchigiano. Esattamente. Allora, oggi facciamo una ricetta del principe Savoia, il tonno fresco e il tonno in scatola. Chiaramente questo è un tonno che noi abbiamo comprato surgelato, che possono comprare anche il tonno surgelato, anche se a me surgelato mi piace la panna, il tonno non mi ci piace, però questo è un tonno surgelato. Surgelato. Basta, ragazzi. Surgelato. Alziamo il livello, alziamo un po' il livello. Esattamente. Sì, ma esattamente così non si può fare. È vergogna. È vergogna. Troppo scemo, Esattamente non è una cosa fattibile così. Vabbè. Inizieremo questa. Allora faremo un primo che sono, ci avviciniamo all'estate e che stiamo facendo come pasta. Le margherite, che cos'è? Che c'entra? E che Siccome c'è estate non c'è caldo, Ah, allora e si usano quindi- le mezze maniche. Ci stiamo facendo le mezze maniche. Allora, cominciamo a preparare la consa per il primo. Non ce la Mettiamo faccio. qua, accendiamo e guarda che cosa facciamo. Prendiamo dell'aglio che andiamo a scacciare. Vai. Aglio! E lo mettiamo, guarda questo fiore d'aglio che poi lo leviamo. Qua massacrato, così, poverino. qua Allora. così. Poi lo togliamo. Il solito olio di oliva, così, vedi? Lo mettiamo così. Poi prendiamo i pomodori e dobbiamo fare dei filetti di pomodoro. Come facciamo il filetto di pomodoro? Esattamente in questo modo. Esattamente così. Facciamo questo così. Ma la smetti? Esattamente così. Cioè lui si vuole dare un tono, capito? Esattamente. E quindi... Ah, vabbè. Eccoci Ragazzi, qua. le lacrime, Abbiamo fatto questo. Non lo so, quando hai detto sta parola mi ha ispirato una cosa. Cosa? Da una lacrima sul viso. Vuoi fare un e ballo? mi vedo con riso. Dai, adesso dobbiamo sfilettare. Sì, capito? Eh? Che si sappia questa cosa. Cosa? Ho offerto di ballare, ha detto no. No, è certo che ho detto no, Mi io lo sapevo raccomando. che mi do a tutte. E Scrivete. andiamo a sfilettare questo pomatoro così, vedi? Me la conservo questa, ragazzi. Questo pomatoro. Chiedimi di assaggiare un'altra volta. Non c'è chiedimelo. bisogno, Chiedimi di che assaggiare. bisogno c'è? Ti volevo dire una cosa, ti ricordi quando sfilettiamo il pomodoro rimangono le bucce? Sì. Cosa ne facciamo? Facciamo la famosissima secche al forno o Le facciamo essiccare. appassite al sole. Poi, esatto, le facciamo essiccare, Come poi che volete cosa voi, facciamo? come volete voi. E poi che E facciamo? poi facciamo la polvere di pomodoro. Brava! Non mi chiedete per fare cosa, perché Come? diciamo quello poi è un livello pro successivo, però Per esempio, tu fai la polvere di pomodoro, fai un bel pesce in padella, semplice, lo metti in ultimo e ti... Aspetta, in italiano come ti dice si svapora? Come si dice si non svapora? esiste si svapora Già, in italiano. sì. Cos'è si svapora? Si svapora un Che profumo, lingua è? quando svapora un profumo. Fammi assaggiare una mandorla perché vedi mi hai fatto venire fatto venire? le mandorle Ti ho fatto venire. buone. Buone. Vabbè, dico
Che stiamo facendo? Stiamo sfilettando il pomodoro sapere, per vai. andare a fare la salsa, Ah, perché la puntata è a base del tonno. Per cui, se noi le facciamo velocemente, cosa facciamo? facciamo una cosa, diciamo, impremurata. Come si dice? E allora? Che facciamo? Tonno? Torniamo subito! Torniamo subito, dai! Fare, ragazzi, me ne vado sempre. Desiree, come ti dicevo, noi non le buttiamo! No, le buttiamo! Non le buttiamo No. perché possiamo fare la polvere di pomodoro, possiamo fare un brodo vegetale, glielo mettiamo. Secondo me possono fare anche quei cosi, come si chiamano? Chip di pomodoro. No, Che cosa? le cose per le borse sotto gli occhi. Come si chiamano? Le ragazzi? botole, quelle che c'hai tu, le botole. No, le botole, che c'entra C'ha le botole? C'ha le botole. qua, Ma cosa c'ha sono le botole? Siccome è arrappata, c'ha le È botole. arrappata. Ecco qua. Ora che cosa facciamo? Aumentiamo la fiamma, facciamo soffriggere e andiamo con il giusto coltello a tagliuzzare così Il questo tutto. pomodoro in questo modo. Così, 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 così. Lo stiamo tagliuzzando in questo modo. Ora ci fermiamo, prendiamo questo bel tonno e facciamo così, guarda. Ti spiego perché stiamo facendo Dei così. tocchetti, dei Brava. tocchetti. Lo sai come si chiama questo piatto? Come si chiama? Questo condimento, questo è un piatto sardo, per cui ci stava quando tu hai detto aio, aspetta, Mamma mi mia, il asciugo le tonno mani. fresco quanto mi piace, ragazzi. Stiamo facendo questi touché, cos'è? Tocchettini, tocchettini. Vedi? Tocchettini, tocchettini. Sì, tocchettini, tocchettini. E allora guarda che faccio. Esattamente, non devi comportarti così. Esattamente, non è un comportamento esatto questo. Il livello si alza subito, ragazzi. Questo qui. Non sentite? Cioè, Scendiamo un altro poco la fiamma e andiamo a mettere, partendo dal lato così teniamo un poco giù, esatto, e abbiamo messo questo tonno che stiamo facendo rosolare appena, vedi? Ora cosa abbiamo creato in questa paddles? abbiamo Questa- creato la reazione di Maillard. Del tonno, però abbiamo ceduto nella padella un bel po' di sapore di tonno. Eh certo, tu mi dai una Mi dai la cosa, io ti pinzetta, do mi dai la un'altra. pinzetta, mi dai la pinzetta, la Cioè, pinzetta. è tutto un Mi dai bilanciare la- nella vita, brava. ragazzi. Questo Il tonno ha dato lo e mettiamo quello qui. ha dato... Vedi che stiamo togliendo l'aglio che avevamo messo grossolanamente. Questo, guarda che odore che fa l'aglio brustolito. Questo qua. E guarda che facciamo. Togliamo da qui il tonno. Lo mettiamo qui. E in questo bel sapore andiamo a mettere I pomodori? i pomodori. Capito? Guarda. Una scottatina al tonno, una scottatina al pomodoro. Senza pelle, vi ricordate? Lo abbiamo spellato. Stiamo dando sapore e nel frattempo che lui si cuoce, qui abbassiamo la fiamma che ancora ci abbiamo tempo, nel frattempo che lui si cuoce, facciamo? guarda cosa facciamo noi, Non lo so. guarda, questo bicchiere del basilico, qui, e mangia il No, non ho fatto niente, che mi mangio il basilico? Ah, sì, vedi? E mangia tonno. Ci serve per il primo, ci basterà? Ci basterà? Penso di sì. Esatto, prendiamo questo, del buon olio. Mi dai il formicione? Se io ti do questo tagliere qui, guarda, sì. questo tagliere qui, tu me lo sminuzzeresti con un coltello, questo ne prendi uno di là, un po' di mandorle? Va bene. Lo faresti? Lo faresti per me? Devo prendere un coltello Un pochino pulito. di sale, un coltello che non ti fai male però. Anche questo, stai attento però. Bravo, adagio, se no volano. Abbiamo messo questo compost di qua. Prendiamo il frullatore a
Com'è questo frullatore? A immersione. Brava. Frullatore a immersione. Vedi, guarda, la scimitara di Sandokan. Esatto. È efficace però, Sì. per Ecco fare questo qui. lavoro. E andiamo a frullare. A questo pesto ci andiamo ad aggiungere, sai cosa? Un mestolino d'acqua. Guarda che classe. Mi perdoni? Mi perdoni? Ma ragazzi, ha fatto un lavoro incredibilmente bello, guardate, guardate. Cioè, veramente, ragazzi. Ma non- Abbiamo aggiunto un po' di acqua, se la regia mi sta secutando, nel pesto, perché poi ci servirà per... Guarda. Le vuoi più fine? Più fine? Ancora? No, no, va bene, va bene. Aspetta, ce n'è qualcuno un po' più grossa. Non è un vero e proprio pesto questo, stiamo frullando un po' di basilico che ci servirà per completare la ricetta. Pazzesco. Qua così, mettiamo tutto giù. E per non buttare niente, Niente? nell'acqua dove andremo a fare la pasta ci puliamo questo così, guarda. Hai visto? Hai visto che ho fatto? Bravissimo. Bravissimo anche tu, vedo che non... vai alla grande, giusto? Allora, E questo lo mettiamo qui. Questo sta andando, vedi? Ora mi serve dell'olio. eccolo. Aggiungiamo un po' di acqua della pasta. Lasciamo cucinare. Così, ma assaggi qualche mandorla, vediamo se è buona. Allora, io ti devo dire una cosa, esattamente non è un buon comportamento questo, perché questo non è un comportamento esatto. Devi fare la Va pubblicità, bene. falla però. E allora? Falla di livello altissimo questa Vabbè, pubblicità. faccio una rimanda. Cioè proprio una cosa di quella. Allora, Di alta. questa ricetta abbiamo Vai. messo tanta roba, abbiamo messo il tonno, abbiamo messo il pomodoro, Eh? abbiamo messo qualcosa veloce e immantinente, ve lo dico, consigli per i consigli, esattamente. Che livello, ragazzi, Un'altra altissimo, cosa. altissimo. Allora, Desi, questo Allora, sta andando avanti, sì. questo lo mettiamo qui, perché come è nostro costume i piatti li finiremo insieme. Step by step, Ecco, ragazzi. brava, Step by step. Che vuoi Allora, dire. L'altro piatto è i signori peperoni. i signori Degli peperoni. involtini che devo fare come antipasto, come quello che ti pare. E allora, abbiamo del tonno in scatola, Sì. così. E lo mettiamo qua. Così. Questo lo posiamo qua. Andremo a fare degli involtini pelati fuori e riempiti dentro. Vabbè, Perché certo. abbiamo fatto, questi li abbiamo messi in forno. Sì. Dopo che si sono proprio tutta la pelle si è bruciata, va messo dentro un sacchetto di carta o un contenitore Che si chiuso. spellano. Così l'umidità fa staccare la pelle e si spellano facile Bene. facile. E allora qui abbiamo i capperi. Bene. Li mettiamo qua. E che capperi, tieni? Che fai? Diciamo alla regia facciamo una pausa e te le finisci? No, no, dai, va Non lo bene. so, dimmi che dobbiamo fare. Questi sono. Lo come stiamo posso schiacciando. dirti? Lo sai perché li schiaccio? Per fare sprigionare. No, per tagliarli proprio, vedi? Se no sono rotondi e se ne vanno. So, ragazzi, perché li schiaccio? Non mi interessa a me perché li schiaccio. No, devi interessarti, se no la nostra signora Maria come fa? Capito? Ok. Ma la signora Maria è concreta, ragazzi. Ok? Ora ti faccio vedere una Fammi cosa. piangere un attimo. L'ho sentito. Ti faccio vedere una cosa che rimarrai alli e poi vita. Scioccata, scioccata, ragazzi, sono già scioccata. Dimmelo, ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Il parmigiano nel tonno, i puristi direbbero: Assassino. ma sei un assassino! E ancora di più. Ma sei un pazzo! Maionese, mi dai un cucchiaio? Ma sei... Maionese che voi potete comprare se non la fate. fuori di te, ma sei, diciamo, un po' sei, però sei un po', diciamo, dai, Sono un po' osè. sei un po' esagerato, no? Guarda. No. Guarda. Tonno.
parmigiano, capperi e maionese. Scusa, fatti un ragionamento. Il purista che dice il parmigiano nel tonno! Così direbbe. Sì. Il parmigiano nel Un tonno! pazzo! Ti dico esattamente che ti spiego. Ma come devo fare, ragazzi? Hai preso mai un'insalatona, Adesso- un insalatone in un ristorante? Hai preso mai? Certo. Per gentilezza ci mette del tonno e anche delle scaglie di parmigiano. E allora? E ci sta, Ecco, certo. ecco fatto. Abbiamo finito lo scandalo dei puristi. Togliamo questi. Dai però. Qui. Cioè, ma chi Prendiamo- è che va al ristorante e si prende l'insalata, Io, ragazzi? io No, sono uno ragazzi, di quelli. Non lo posso accettare. Prendiamo questo. Cioè, tu Me lo hai prendi un piatto a barchetta. un menù dove un piatto a hai barchetta me lo prendi un piatto a barchetta. antipasti, primi, secondi, dolci. E vuoi l'insalatona? E che ti prendi l'insalatona? Non l'accetto, ragazzi, no. Io l'accetto. Io l'accetto. Ma questo lo mettiamo qui. Andiamo a mettere parte del nostro ripieno. Così è una ricetta semplice, ma sai che ti toglie parecchie cose. Efficace. Maria. Questo così, altro cucchiaio di prodotto. Rigiles aiutandoci cos'ès. Tanto poi ecco qua. Questo è qua. Poi facciamo questo. Però vogliamo fare vedere che potrei farlo vedere che io già l'ho preparato, però lasciamo stare, lo vediamo così, va bene? E questi, senti un po', sono già finiti così? No, aspetta, ora viene bello, dammi questo, qua così, guarda che sto facendo, questo lo tolgo, Sì. guarda, prendo questa bella mozzarella, Buona. nel frattempo aspetta un attimo, prendo questa mozzarella e opero a fare dei dadini, una dadolata di mozzarella insieme a questo peperone. Dadolata e peperone. Appena vedi che lì bolle, che già il sale gliel'ho messo. Metto la pasta? Metti Questa la pasta. sta Sì. bollendo? Sì, Che dici? Sì, vai. Tutta quanta? No, tutta no, non c'è bisogno, metà. No, metà. Gli hai messo la metà, è vero? Vabbè, ormai, ragazzi, dai, non si sa mai. Ha fatto esattamente quello che avevo detto io. Esattamente. Non si sa mai. Allora, vabbè, Allora, la pasta guarda, è sistemata. vabbè. Guarda, Daisy. Ora prendiamo un'altra bowl e mettiamo dentro I dadini e quei pezzetti di quei peperoni che pezzetti di abbiamo peperoni. fatto, no? Sì. Prendiamo del Regan, Eccolo. così. Dammi. Ancora? Sì. Olive oil. A little bit of salt and pepper. Allora, aspetta, ragazzi, mi fa confondere un poco di sale e un poco di pepe. Tieni. Brava. Ah, Pepper. Lì sta vogliendo l'acqua. ecco Fatto. Cucchiaio, grazie. Cucchiaio, grazie. Tieni. E guarda come ti ho imbastito questo antipastino. Piatto fresco, Bello, dai. Piatto fresco, sì. In estate presenti un piatto così ti viene un È cuore. molto gustoso, secondo me. Ecco. Poi mi dicono, ma quella tocca le cose con le mani. Non è che siamo al ristorante. Ti dicono di me? Sì. Dai. Ora, non per fare, ma siccome c'è del nettare, mi dai una marisa? Questo qua. Ecco, E abbiamo finito pazzesco, il ragazzi. primo Il primo piatto, piatto e lo finito. mettiamo Guarda, qua. sposto queste cose qua. Ora, finiamo Allora, la pasta. Siamo qua. Mi dai un pochino di zucchero? ma certo.
così, guarda, diamo proprio una spolverata un per petit. farlo un po'. Ecco così, basta. Come se fosse confetturato, diciamo. A questo punto la signoria vostra mi dia il ragno, per favore. La tarantola? Il ragno. Brava. E guarda cosa facciamo direttamente. Scoliamo la pasta lì, così. 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 E voilà. E voilà, Hasama Khadi. Pazzesco, eh? Questa la mettiamo qui. Abbiamo messo la pasta e andiamo a fare saltare in questo modo. In questo momento aggiungiamo questa meraviglia. Così, con tutti i suoi umori, con tutto quello che ci ha lasciato. Così. Ecco. Perfetto. Aumentiamo la flambe. Ecco qua. Facciamo, vedi? Dobbiamo sentire che il sugo comincia a cucinare, Comincia a capito? cucinare. Perché quello sarà esattamente il momento che ci dirà che possiamo spegnere. Ecco. Vedi, stiamo stringendo, vedi? Vedi? A questo punto cosa ci fa? Si prende la mandorla, Ragazzi, dai. e esattamente si spolvera così, come se fosse parmigiano. Vedi? Così. Andiamo a dare un'altra saltatina. Buona, ragazzi, buona. Buona. Non l'hai assaggiata ancora. Ma già si vede. Così. Questa mi piace sicuro. Spegniamo la fiamma, importante. Spegniamo la fiamma. Sì. Dammi quel nettare che abbiamo creato. Ah, questo col basilico, cos'è? Sì. Questo Fiamma spenta, mi pesto. raccomando. E andiamo giù di brutto così. Mi fai una cortesia? Dimmi. Ho paura che qualche mandorla sia amara, la puoi assaggiare qualcuno? Assaggiate già, vanno bene. Esattamente, se le hai mangiate tutte, esattamente, erano il triplo. Andiamo a mantecare in questo modo. Pazzesco. Ci siamo? Piatto pronto. Piatto pronto. E lo andiamo a mettere in una bella pirofiletta. Una Che pirofiletta vuoi? Questa qui ovale? Sì. Questa qui, questa? Sì, sì. Ecco, La pirofiletta. E a pirofiletta. questo punto mettiamo la pirofiletta così. Dai, alza il livello, alza il livello. Ed esattamente abbiamo messo la pasta qui. Tieni. Marisa, grazie. A te. Qua così. Dateci il tempo di dare qui una sbonata e siamo da voi per l'assaggio. Siamo proprio pronti. Pronti. Ora, chi glielo dice che non c'è l'assaggio? Me l'hanno comunicato ora via WhatsApp. Che hai detto? Eh? Che hai detto? Che c'è un WhatsApp che mi è arrivato ora, un vocale che recita così, me l'hanno mandato alla direzione di Antenna Sicilia. Oggi non si assaggia. Ma chi l'ha detto? Ma chi è Il questo che direttore. parla Oggi non così? si assaggia. Prendi un piatto, va? Va bene. Non ce la farò mai. Cioè già è qui per raccomandazione. In più. Allora, cominciamo con l'antipasto. Dai. Facciamo così. Ti prendo un involtino. Dai. Avanti. Metti un po' di mozzarellina, là. Lo chiamiamo l'involtino totino. Va bene così. Va bene così. Mi devi dire come si incontra il sapore del parmigiano che c'è dentro, senti? La morbidità, la tortitudine del peperone. Io direi che questo involtino esattamente ha una certa eleganza, una certa... A te da bambino te lo dicevano, mai si mangia con la bocca chiusa. Sì. Però io poi glielo dicevo, e come entra a mangiare se c'è la bocca chiusa? Come si mangia con la bocca chiusa? Possiamo andare avanti? No, continuiamo.
Vabbè, metti un po' di pasta nel frattempo, tu, no? Velocizziamo, Oh, no? qua sono io, l'artefice principale di questa trasmissione. Ti devi permettere più di dirmi, mettimi la pasta adesso. Che devo fare? Metto la pasta? Vabbè. Si è spaventata. Ma dai il cucchiaio grande, ma dai il cucchiaio grande. Grazie. Te lo prendo da sotto. Metti questo, guarda, c'è la mandorla qua. C'è proprio una mandorla qua. Guarda. Quel pezzetto di tonno, Quel pezzetto di tonno, c'è altro? Aspetta che spostiamo. Questo qua. A voi, madame. Aio! Tu vedi che dove io? Allora, dimmi, com'è questa pasta? Ma mi sembra di conoscerla. Cioè? La pasta alla Carlo Fortini. Vero, è la pasta alla Carlo Fortina, io non gliel'ho voluto dire, ma la conosce sul serio. La Carlo Fortina era un piatto di pasta che fanno in Sardegna, a Carloforte, proprio così, come si fa? E lei lo sapeva. Incredibile. Ma come mai lo sapevi questa pasta? Ma cioè, stai scherzando, qua c'è una certa preparazione. Flavio! La devi smettere di suggerire. Guarda, Flavio. Io la volevo vedere a che punto arriva, perché questa pasta lei non la conosceva, ora pazza che la conosce, Flavio. Flavio non c'entra niente. Questa volta Ho Flavio i traditori qui, ce li ho qui, in grembo. non c'entra niente, La Flavio. mangia mi sento. Dai. Ci vediamo alla prossima. Mezze maniche al pomodoro, tonnato, 250 g di mezze maniche, 3 pomodori maturi, una fetta di tonno fresco, va bene surgelato, un mazzetto di basilico, 50 g di parmigiano, 30 g di mandorle, olio evo quanto basta. Pelati fuori, ripieni dentro, 3 peperoni, 3 scatolette di tonno, un cucchiaio di maionese, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, un cucchiaio di capperi dissalati, una mozzarella.